60 atleti, tra cui diversi campioni del mondo provenienti da 10 paesi, parteciperanno alla prima edizione del Para Karate Cup International Championship 2024, la competizione di karate riservata al settore paralimpico che si svolgerà nella palestra della Polisportiva Terraglio. Una disciplina molto inclusiva. È il messaggio che il CIP è impegnato a diffondere e a promuovere, e noi siamo davvero fortunati che nel nostro Veneto abbiamo società e tecnici assieme alla federazione, insomma, che ci aiutano a far conoscere questa disciplina. Domenica continua un percorso importante della Polisportiva Terraglio, non solo ma anche del Consorzio 3S al quale partecipa, in cui sostanzialmente noi celebriamo con una manifestazione bellissima uno sport inclusivo. La Polisportiva su 11 discipline che promuove, 9 sono paralimpiche. La competizione arriva alla vigilia dei campionati mondiali giovanili di karate che si svolgeranno a Jesolo dal 9 al 13 ottobre. Domenica ci sarà anche la campionessa in carica della sua categoria. La mia sensazione prima di domenica è sicuramente sperare di andare a medaglia in casa mia e di augurare anche a tutte le mie avversarie una buona fortuna, sperando di vederle tutte quante sul podio. Vi aspettiamo domenica! Mi raccomando!